Buonasera, ben chiatas con Gnovis. Di là dal ministri ai rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il Friuli Vignese Giulia, poi scontà come anche sunt un vice ministri e un sottosegretario. I due non espressi della nostra regione sono che di Vania Gava, Pelega, che si interesserà di transizione ecologica, e Sandra Savino, coordinatore regionale di Forza Italia, che invece è stata segnata tante sottosegretarie economie. Per Gava, ne conferme, vint cuvierti stes ruoli in tal governo Draghi, di là dal sottosegretariato al Ministero dell'Ambiente, in tal governo Conte. Sandra Savino invece si interesserà delle stesse materie che gli è state delegate, anche ieri assessore regionale in Tegionte Tondo. Liliana Resinovic è morta per asfissia. Lo sono stati consulenze mediche legali che hanno confermato che la busta di plastica che le sfaceva sul TIAF e se di stare con ogni probabilità la causa dal schiaffoiamento. Il decesso di femmine al rimonte a 2 o 13 prime dechiatate e 15 nel passato in un boschetto dall'ex ospedale provinciale psichiatrico di Trieste. Il cadavere non presentava nessun segno di violenza, culis viesti sinteri semetudis di norme, nessune prove dall'intervento di tercis personis. Ai procure come chiara la decisione di Ceralis, investigazioni preliminari o se invece coventi in altre attività investigativis. Si fermina a dormire un bed and breakfast di Pordenone, chiarias di borsis robadis, ma vengono arrestati de polizie, protagonisti e due ilaris giovins di origine albanese che avevano deciso di passare la notte in città prima di schiampare, ma gli agenzi hanno individuato sequestrando il malchiolt, componuto di tanti articoli di vestiari e portanti due in prigione a Udin. La polizia invide qualsiasi sedi al vedi da ormai robarissi in abitazione, alla in tai uffici de questure pordenonese per via di si tornati il malchiolt. Cerchi di dividere due chians che a Baruffin e ven muardude ai man. Le succeduta colore di Montalbano contro une femmine che era da chiamare col chian che ha ceduto di fermare il suo animale di une baruffe contro un altro chian, ma le femmine è state muardude ai man con feriti gravi, in particolare a un det. Sul puesta sono intervenuti i sanitari dal centro di Givot, gli sforzi dall'ordine e il personale dal servizi veterinari. I carabinieri di Navresine hanno arrestato un giovane di 27 anni rumen che pendeva un mandato di arresto europeo. L'uomo si era fatto colpevole di una lunga serie di robaris di rami in diverse proprietà private, ma l'ultimo di questi robaris si era rotto nelle gambe. Dopo la convalescenza era schiampato in Portogallo, sopravvivente di Limoesine, Salf, dopo tornare in Italia e dopo 2 anni ai tornati dal nostro paese l'arresto che l'uomo ha provato di difendersi incolpante di Bant, il Fradi. Alle saltate di Gnod l'allarme a San Giorgio di Noiar per spandimento in un canale di Port Margaret di une sostanze oleose, probabilmente di gasoli. La magle sulle aree è stata segnalata alle squadre comunali di protezione civile che ha delimitato le aree insieme con la capitaneria di Port e Suartis dal FUC. Per continuare il spandimento, che la sua origine è non conosciuta o representa, è stata scerata un'area di 50 metri per 50. Gli studenti delle province di Udine hanno organizzato un flash mob davanti alle sede dell'ufficio scolastico udinese regionale in via Diaz per sottolineare certi domande fatte dal mondo delle scuole a quelle delle politiche. 5 punti che sono incentrati su domande, diritto al studio, benestare psicologico dai fantasmi, tutele delle persone transgender, più rappresentanti dei studenti, stop e alternanze scuole e lavoro. A partecipare alle proteste a Udine il movimento studentesco al futuro, Unione dei Studenti, il collettivo studentesco Solidarietà e la rete dei studenti Medis. Sui striscioni sono stati lasciati solmi sculismans pitturati di rosse per avvisarsi studenti vittime di incidenti in tal corso dal periodo di pratica in aziende, tanto che il fantato di Gevot Times di Morsan di Strade Lorenzo Parelli. Si sono conclusi i lavori di costruzione del nuovo museo sulle attività doganali a Coccau in comune di Tarvis dentro le ex frontiere con le Austrie. Il progetto è stato presentato dal sindaco di Tarvis Renzo Zanetta insieme ai rappresentanti regionali austriaci. Obiettivo è valorizzare il pass e fare una rete integrata e transfrontaliere fra la regione e la Carinzia.
Pate Cencerezza, l'Udinese in trasferta a Cremone, i Blancs-Neris che non sono l'As di là da 0-0, non vincono di un mese dopo 3 patis e 2 sbattuti schiappatis dentro il 3-2, quindi il Monza in Coppa Italia. In conferenze stampe post partite, l'allenatore Blanc-Neri Sottile l'ha mandato in da urlis accusis di mancanze di ferocità in testi e giocators, imputanti risultati e mancanze di lucidità. Tamanchi in 3 partite, si è fermate per i mondiali. L'Udinese avrà di fronte a Vinasi del Lecce al stadio di Udine e dopo concludi con 2 trasfertis alla Spezia Marters e a Napoli Sabide. E per usino tale tutte, Gnovi saltò nelle domande sere sempre a Snuf, mancul 20 mandi e buone serate di Viodisi.